Un vero e proprio comando organizzato, quello che ha tentato di mettere a segno un colpo la scorsa notte alla Brevi di Mogliano Veneto, ditta specializzata in materiale informatico. La banda pochi minuti prima delle 4 ha raggiunto via Tintoretto a bordo di alcuni mezzi. Quando i malviventi hanno tentato di entrare nell'azienda, però, il sistema d'allarme è scattato. Pochi minuti e sul posto sono arrivate la vigilanza privata e le pattuglie dei carabinieri di Treviso. I militari che stavano raggiungendo la zona industriale si sono trovati all'improvviso le vie d'accesso in parte bloccate da un'auto e da uno scuolabus asportato poco prima da un parcheggio di Casale sul Sile. I carabinieri sono riusciti comunque a raggiungere la ditta ed è qui che hanno visto alcuni individui travisati intenti a portare fuori dall'azienda diverso materiale. Gli uomini, alla vista dei militari, sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce. In via Tintoretto i militari hanno recuperato altri 3 mezzi posti ora sotto sequestro. Un minibus asportato anch'esso poco prima a Casale, utilizzato per abbattere il cancello e il portone di accesso al deposito della ditta. Un'altra auto e un furgone sui quali sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza, sui quali i malfattori avevano iniziato a caricare la refurtiva. Sequestrati anche alcuni attrezzi da scasso, mentre la merce è stata immediatamente restituita ai proprietari. Le indagini ora continuano per individuare i componenti del commando. Un incubo senza fine per l'azienda di via Tintoretto, finita nel mirino dei ladri sia nel 2021 che nel 2022. Poco più di un anno fa, una banda con un modus operandi simile a quello dell'altra notte aveva rubato alcuni computer dopo aver abbattuto i cancelli e sbarrato la strada con 2 veicoli. Nel maggio 2021 analogo colpo sempre di notte ancora una volta con mezzi messi di traverso. In quell'occasione vi fu anche un inseguimento con le pattuglie dei carabinieri.